sembra che siamo quasi pronti. C'è la conta dei posti, quindi un po' di... Non si sente? Ci siamo? Ok, benissimo. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere venuti a questo evento speciale in occasione della pubblicazione del volume Il Fondo dei Tedeschi, Venezia, OMA, il restauro e il riuso di un monumento veneziano, edito da Eletta. Sono Carlo Tignoli di Fabbrica e qui con me ci sono gli autori e collaboratori dell'opera. La professoressa Molteni, docente all'Università di Ca' Foscari, il professor Francesco Dalcò, e l'architetto Rem Koolhaas e Ippolito Pestellini, partner Studio OMA. Iniziamo subito con la presentazione dello Studio OMA sul progetto Fondo dei Tedeschi. Intanto buonasera, siamo naturalmente molto contenti di partecipare a questo evento. Noi abbiamo preparato una presentazione molto breve, molto sintetica, il progetto apre tra poco, quindi speriamo che lo vediate di prima persona. Quello che vorrei precisare è che noi siamo gli ambasciatori di un team di progetto molto vasto, molto variegato, di colleghi e collaboratori che in gran parte siedono in questa sala, quindi quello che presentiamo vale, diciamo, per il team allargato, OMA e tutti gli altri studi e collaboratori e colleghi che hanno partecipato a questo processo importante. Do la parola quindi a Rem, io mi sono preso l'onere di tradurlo, quindi cercherò di fare il mio meglio. Thank you. Maybe it is important to give you a little bit on the background of this project, and I would say with a certain amount of exaggeration that this project started in the year 2001 in Harvard. Vorrei darvi un po' il retroscena di questo progetto e, esagerando un po', forse questo progetto inizia nel 2001 con un corso curato in collaborazione con l'Università di Harvard. I had just won the Pritzker Prize and therefore I became very interested in finding an escape from the kind of famous architect syndrome, and that was the strongest incentive to begin to look at preservation as an escape from the architectural routine. Nel 2001 avevo appena vinto il Pritzker Prize e ho trovato nella conservazione, nello studio della conservazione, una via di fuga ideale dalla sindrome, diciamo, dello star architect. What we discovered when we looked seriously at preservation is that in 1880 the distance between the present and what was preserved was about 2000 years. In 1930 it was reduced to 200 years. In 1980, it was reduced to 30 years. In 2007, there were cases where preservation started at the moment of completion. So what we then started to discover that maybe preservation was a very acute aspect of contemporary architecture, because preservation in itself was about to become a prospective activity instead of a retroactive activity. Tra le prime cose che abbiamo scoperto è che quando, diciamo, la disciplina della conservazione si è formalizzata nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, si conservavano o monumenti antichi di secoli. Già nel 1913 si è passato invece ad un intervallo molto più breve, quindi di circa 200 anni. Nel 1983 si è cominciato, diciamo, a dichiarare oggetto di conservazione anche il moderno, e quindi guardando indietro di qualche decennio, fino al 2007, quando ci sono stati casi di conservazione quasi istantanea, cioè di progetti costruiti e dichiarati quasi immediatamente monumenti. Ci siamo chiesti pertanto se la disciplina della conservazione o della preservation, come la definisce Rem, potesse diventare una disciplina
proattiva, quindi che guardasse già al futuro. Another really important discovery was that when we looked at the first cases of preservation in France in 1790 and in England in 1877, we discovered that the definition of preservation coincided with a wave of contemporary modern inventions, and that therefore, such as the camera, the cement, phonograph, trolley car, and that it was not correct to think of preservation as the enemy of modernity, but that it became possible to consider preservation as an essential component of modernity. Tra le altre scoperte che abbiamo fatto è che tra le prime dichiarazioni relative per l'appunto alla conservazione sono nate in corrispondenza di alcune scoperte fondamentali. Nel 1790 in corrispondenza per esempio dell'invenzione della litografia o di alcuni vaccini, nel 1877 in corrispondenza dei primi esperimenti sulle immagini in movimento del cinema. Quindi uno degli assunti di questo diagramma è che la conservazione come disciplina non è in opposizione alla modernità, cioè all'invenzione, ma che in realtà sono due aspetti complementari della stessa medaglia. So in 2010 we launched this polemic in the Biennale, and it is no coincidence that we had an Italian title, because it was a polemic that Ipo and myself developed together. Non è pertanto una coincidenza che nella Biennale del 2010 abbiamo presentato un lavoro che si chiamava Chronochaos, che in un certo senso svelava o presentava parte di questa polemica o parte delle controversie che sono insite nella disciplina, ed è un lavoro che abbiamo condiviso da un punto di vista di ricerca e non a caso aveva un titolo, diciamo, quasi italiano. What our concern in preservation allowed us to do is kind of basically to look at the kind of past, independently also of our obligation of our work. So preservation became kind of a great enrichment for our entire office, and what I tried, for instance, to do through the Biennale we organized in 2014 is to make that relationship with the past accessible again to the discipline. L'interesse nei confronti della conservazione ha consentito allo studio di sviluppare un canale di ricerca parallelo alla nostra, diciamo, attività di architetti praticanti. E quello che in realtà in parte è stato presentato alla Biennale invece nel 2014 nella mostra Elements era in parte, diciamo, la manifestazione di questo tipo di ricerca focalizzata attraverso gli elementi di architettura. So one of the important things that we wanted to argue is that preservation should be kind of less concerned with beautiful things, less concerned with monuments, but also concerned with kind of more generic entities, and perhaps also more concerned with politics. And one of the kind of dramas of the recent preservation history, I would claim, was the fact that the East German parliament in Berlin was eliminated as soon as East Germany ceased to exist. Fra le considerazioni che abbiamo fatto, fra le scoperte che sono emerse, è stato quello sostanzialmente di considerare oggetto di interesse della conservazione anche ciò che non è monumento, ciò che non è necessariamente storico, quindi il moderno ed il generico, e in parte, diciamo, connettere la disciplina all'interesse o, diciamo, ad alcuni valori più vicini alla politica. Uno forse delle Rem citava fra le casi più difficili e controversi relativi a questi temi è che il Parlamento dell'ex Berlino Est, nel momento in cui Berlino Est ha cessato di esistere, è stato demolito quasi immediatamente dopo la fine del regime. This kind of concern in a combination of politics and aesthetics and also an awareness that preservation should also address almost contemporary situations was one of the bases of the renovation of the garage in Moscow
that we kind of recently undertook. E diciamo, questo interesse per la conservazione del moderno poi ha trovato espressione in un lavoro che abbiamo recentemente completato, cioè la trasformazione del Garage Center for Contemporary Art a Mosca, un ex centro civico sovietico in disuso, che è stato trasformato in un centro di arte contemporanea. This interest in history also enabled us to address maybe some problems in architecture. If you make a new building, it is always, in a certain way, simplistic, because it's only one building, and the moment it's finished, it has no history. With preservation, you're always in a more complex and interesting situation, because you are already entering a building that exists. You are two buildings, in certain cases 3 buildings. And so, for me, that kind of complexity became a very important discovery, but also an important issue to enrich architecture, contemporary architecture, which is otherwise suffering from all kinds of hollowness. Okay. Una diciamo, delle cose più affascinanti nel lavoro della conservazione è quella che, differentemente dal lavoro su edifici nuovi, che in realtà producono un edificio singolo, lavorare su un edificio storico presuppone il fatto di sovrapporre più architetture su un unico edificio, quindi un edificio storico è al contempo 2 architetture o 3 architetture o 4 o quante insomma ce ne sono relativamente diciamo, alle trasformazioni che ha avuto. Quindi è un modo diciamo, per portare ad un livello di più grande complessità il lavoro su un'architettura esistente. And it allows you to play. In this case, we played with the Prada Foundation in Venice by reconstructing an exhibition that was organized in Basel in the 60s, and simply combined these 2 architects in a single entity, also as a form of preservation and as a form of playful preservation. E questa osservazione ci ha consentito in realtà di giocare un po' con questi concetti, per cui queste immagini sono di un progetto di diciamo, allestimento, di scenografia che abbiamo fatto nel 2013 a Ca' Cornette della Regina, in occasione, quindi che è Fondazione Prada qui a Venezia, e in occasione di una mostra When Attitude Becomes Form è stata ricostruita all'interno di Ca' Cornette della Regina letteralmente la Kunsthalle di Basel, dove la mostra originariamente aveva avuto sede. Quindi questa idea di sovrapporre 2 architetture si è manifestata in maniera totalmente letterale. Yeah? You will. Yeah. Completely. Okay. I'll interrupt you. Okay. No, not finito, but I think it's more economical with the time if people... Quindi qui insomma, abbiamo preparato una serie di una piccola presentazione sul progetto, naturalmente sapete tutti dove siamo. Queste sono alcune immagini di quando l'abbiamo visitato per la prima volta nel 2009, confrontandoci con quello che era rimasto dell'ufficio centrale delle poste, che come sapete occupava solamente il piano terra, il primo livello, e che poi invece, diciamo, ai piani successivi presentava questi tipi di condizioni, quindi degli uffici completamente abbandonati e fondamentalmente mediocri, in disuso. Tra diciamo, gli aspetti fondamentali nel considerare, nel raccontare questo progetto, vanno citate, diciamo, vanno ricordate tutti i momenti in cui il fondo che è stato trasformato. È stato trasformato diverse volte, è stato ricostruito all'inizio del Cinquecento, non starò a fare chiaramente una lezione di storia, però la trasformazione forse più fondamentale, più brutale è stata quella diciamo, degli anni 30, quando tutto l'edificio è stato rivisto da un punto di vista strutturale, riconsolidato e trasformato in quello che poi sarebbe diventato l'ufficio delle poste. Questo per noi è importante perché in realtà nel concettualizzare diciamo, alcune delle nostre operazioni siamo partiti dal presupposto che tutte queste fasi fossero autentiche, cioè che non ci fosse diciamo, un momento più autentico di un altro, ma che da ciò che era rimasto diciamo, dell'edificio del Cinquecentesco agli interventi napoleonici fino per l'appunto agli interventi degli anni 30 per poi proseguire fino a quelli diciamo, che riguardano il nostro progetto,
tutte queste fasi fondamentalmente hanno un'importanza diciamo dello stesso livello. Quindi queste sono alcune immagini, per esempio, delle trasformazioni di quegli anni, quindi degli anni 30 della corte. Facendo, diciamo, estrapolando dei diagrammi molto molto semplici, non necessariamente completamente scientifici, abbiamo cercato di rappresentare il grado di artificialità di questi interventi, e forse è divertente osservare che ciò che rimane di completamente autentico potrebbe ridursi a veramente delle, diciamo, delle parti estremamente sottili. The great thing was that we could have this discussion with the civil servants concerned with preservation in Venice. And that was a kind of really great surprise that with Renato Cordello, even this kind of radical analysis was an element that we could talk about. E naturalmente sapete che c'è stata molta polemica, e nonostante il fatto naturalmente che gli interventi che ci hanno preceduti, quelli degli anni 30, sono stati altrettanto brutali, o quantomeno forse dal nostro punto di vista persino più brutali. Ciò che conta fondamentalmente però è che in realtà, mentre diciamo nel passato forse un rapporto con la conservazione presupponeva un rapporto con gli edifici storici più dinamico rispetto diciamo, alla relazione tra passato e moderno, c'è stata una forma di resistenza abbastanza forte nei confronti diciamo, del nostro progetto, così come era stato pensato all'inizio. E naturalmente prima di iniziare qualsiasi progetto a Venezia non si può evitare di considerare questo diagramma, che è un diagramma che immagino conosciate tutti, relativo diciamo, alla diminuzione della popolazione residente rispetto invece all'aumento del turismo. Questo tra l'altro non è particolarmente aggiornato, è dell'inizio del nostro progetto. E diciamo, questo diagramma è legato un po' alle primissime discussioni che abbiamo fatto con il nostro cliente, naturalmente con Renata Codello, con chi ha seguito questo processo dall'inizio, cioè quando si doveva fondamentalmente definire il programma che dovesse occupare il Fondaco. Sono considerazioni e dati che abbiamo preso in considerazione, sapendo naturalmente che questo non sarebbe diventato un altro museo o un'altra diciamo, istituzione culturale. E di fronte ad uno scenario, di fronte a diversi scenari, tra cui trasformare l'edificio in un hotel oppure diciamo, in un'altra funzione, abbiamo proposto e discusso con il nostro cliente la possibilità di trasformarlo in un grande magazzino. Prendo a modello però i grandi magazzini, la tradizione consolidata dei grandi magazzini ottocenteschi che hanno reso molto caratteristici di tante città e capitali europee, cioè luoghi naturalmente in cui si esprimevano valori commerciali ma anche molta creatività che veniva diciamo, resa possibile da relazioni molto molto forti con il tessuto produttivo locale o meno delle città in cui si sono insediati. Pensate a Selfridges o Galerie Lafayette o Printemps, eccetera. Un grande magazzino naturalmente non è e qui si ritorna diciamo, forse ad una polemica degli inizi diciamo, di questo processo, non è un programma pubblico di per sé, però differentemente da altri programmi è un programma che consente di mantenere un accesso pubblico, cioè il fatto che qualsiasi persona ha la possibilità di entrare, visitare l'architettura, coglierne gli spazi, sperimentarne diciamo, sperimentare diciamo, l'esperienza architettonica e eventualmente uscirne senza avere qualsiasi obbligo diciamo, da un punto di vista commerciale. Gli spazi pubblici, come sapete, propriamente detti o più o meno semipubblici di questo progetto sono fondamentalmente due: la corte, che rimane naturalmente aperta al pubblico in qualsiasi momento, e lo spazio di copertura che, lo racconteremo dopo attraverso delle immagini più precise, dovrebbe per l'appunto ospitare degli eventi che sono immuni diciamo, da programmi di tipo commerciali. Quindi noi abbiamo, insomma, queste sono immagini forse in un certo senso un po' ingenue, però servivano a far capire fondamentalmente il modo in cui noi vedevamo le possibili attivazioni della corte, magari trasformate in un cinema durante il Festival del Cinema, chissà, magari questo succederà grazie al gestore attuale. Abbiamo raccolto anche alcune immagini relative all'evoluzione del progetto. In una fase particolare siamo stati tacciati di essere sovversivi, forse ha ragione, quando abbiamo proposto di avere una scala mobile semovente all'interno della corte. Era per noi diciamo, un modo per attivare la corte da un punto di vista dei flussi, ma anche per lavorare su un elemento, come sapete, tipicamente moderno,
ma provando a renderlo più innovativo. L'idea era quella di rendere, diciamo, la scala mobile un oggetto che si poteva alzare come un ponte elevatoio e quindi liberare la corte per eventi o diciamo, occupazioni diverse. Questo non è stato consentito, quindi ci siamo adattati, abbiamo adattato il progetto e la scala mobile è tornata all'interno del volume dell'edificio. E come conseguenza, diciamo, come compensazione di quel movimento, abbiamo aperto una grande apertura a scudo che consentisse di vedere la scala mobile attraverso la corte. Quindi, diciamo, abbiamo preservato l'immagine della corte, ma questo, diciamo, si è portato dietro la necessità di diciamo, demolire in modo diverso all'interno diciamo, del volume del fondaco. Come sapete anche la terrazza ha avuto una vicissitudine abbastanza complessa. Noi avevamo proposto all'inizio una terrazza che si rivolgeva verso il Canal Grande, che diciamo, era ottenuta dallo scavo della falda rivolta verso il Canal Grande, e quindi una terrazza a vasca che, come abbiamo saputo, insomma, non si poteva realizzare, e quindi diciamo, si è tornati ad una ipotesi, diciamo, visti i risultati certamente altrettanto radicale, altrettanto potente come gesto, però più, diciamo, in linea alle necessità per l'appunto della conservazione dell'edificio, e quindi ad quella che abbiamo chiamato una super altana, almeno come nel gergo che abbiamo utilizzato fra le persone che hanno lavorato al progetto. Una delle necessità relative al funzionamento del fondaco è stato quello di renderlo fondamentalmente più poroso, cioè da una struttura estremamente ermetica abbiamo dovuto, diciamo, cambiare quel significato, cambiare quel tipo di posizionamento all'interno della città e renderlo più, diciamo, connesso rispetto al resto della città. Abbiamo pertanto ipotizzato e poi realizzato 2 nuove entrate verso Campo San Bartolomeo e verso Rialto, e nel contesto, diciamo, mantenendo chiaramente anche le entrate storiche, nel contesto di rifunzionalizzare nel suo complesso edificio, abbiamo inserito, diciamo, una serie di elementi strategicamente disposti relativi, diciamo, alla distribuzione verticale, che consentissero fondamentalmente di lavorare e di costruire un flusso continuo all'interno del progetto. E abbiamo utilizzato quegli stessi elementi, che sono propriamente poi le strutture nuove che sono state progettate e inserite all'interno del progetto, per diventare degli strumenti, delle occasioni per rivelare la struttura o l'accumulo di tecniche, di materiali che caratterizzano il fondaco. Quindi diciamo, la distribuzione verticale è diventata una specie di strumento per vedere, sazionare quasi come, diciamo, un'operazione di carotaggio la sostanza moderna, antica o meno antica, per l'appunto, che caratterizza la matericità del fondaco. Queste sono alcune immagini di cantiere che fanno vedere alcune di queste operazioni. Noi le abbiamo chiamate in gergo di carotaggio, quindi questo in particolare è uno dei set di cemento armato a cui sono appese le cabine degli ascensori, e vedete abbiamo semplicemente svelato la sostanza dei muri. Gli ascensori non li racconteremo qui, forse li vedrete, sono progettati in maniera tale da poter osservare, quasi come in un ascensore di miniera, diciamo, tutto ciò che accade lungo questi muri, risalendo per appunto la sezione. Abbiamo cercato di limitare il più possibile, diciamo, le variazioni o le alterazioni delle forometrie che si rivolgono verso le gallerie. Al posto diciamo, di porte tradizionali abbiamo reinserito dei cancelli, un po' riminiscenti forse di alcune funzioni relative, diciamo, allo stoccaggio che il fondaco aveva, diciamo, in epoche passate. Questa è un'immagine di cantiere delle gallerie. E diciamo, l'idea è stata quella anche di mantenere il più possibile, quantomeno, e quindi di cercare di trovare un bilanciamento coerente tra le necessità del nuovo programma e chiaramente le necessità della conservazione dell'edificio. Abbiamo mantenuto il più possibile la sequenza spaziale originale, cioè l'infilade veneziana, e questo ha presupposto chiaramente l'idea che i brand, il gestore potesse sperimentare su dei formati di presentazione dei propri prodotti forse più creativi, forse più sperimentali.
Uno dei momenti, diciamo, forse più topici del progetto, che forse rappresenta questo assemblaggio di diverse fasi storiche, è l'arrivo dell'ultima scala mobile a livello del nuovo piano di copertura, dove diciamo, la scala mobile, il nostro progetto, si sovrappone alle travi di cemento armato del terzo livello dell'ex sala telegrafi, dove, diciamo, questo spazio si rivolge al muro da cui sono stati svelati, diciamo, che è stato svelato nella sua matericità di diversi, diciamo, materiali, che si rivolge per l'appunto contro la scala mobile. Quindi, guardando queste immagini poi nella realtà, l'idea è quella di sovrapporre tutti questi livelli e di leggere la storiografia, diciamo, la storia del Fondaco in un'unica immagine sintetica. Diciamo, l'operazione che abbiamo fatto sulla copertura è stata quella di restaurare il padiglione esistente e di ricavare all'interno del padiglione, sollevandolo di circa 1,5 metri, un nuovo spazio polivalente dedicato per l'appunto a funzioni immuni, diciamo, di carattere commerciale. Queste sono alcune immagini di cantiere che volevamo condividere con voi, quindi il padiglione restaurato, la galleria intorno al padiglione che si rivolge verso le capriate di cemento armato, il padiglione dopo che è stato reinserito, smontato, restaurato, riconsolidato e rimontato in sede, è un'operazione molto complessa. Il montaggio, diciamo, del grigliato del solaio che galleggia sopra la corte, che è fondamentalmente una griglia di trave a doppia T di acciaio e vetro. L'incontro della scala mobile con, per l'appunto, le capriate in arrivo a livello del padiglione. Queste sono alcune immagini per noi quantomeno molto significative di quello che abbiamo trovato semplicemente togliendo e analizzando il progetto e togliendo per l'appunto la superficie di rivestimento dei muri, quindi gli intonci eccetera, e vedete chiaramente, diciamo, la trave di borda in cemento armato. Sempre immagini di cantiere, si intravede dietro gli archi l'apertura a scudo attraverso cui si vede per appunto la scala mobile. L'apertura a scudo si vedrà meglio in alcune immagini successive, serve fondamentalmente a stabilire delle relazioni, diciamo, inaspettate tra l'interno del Fondaco, le gallerie e poi la corte. Immagini per appunto del nuovo rivestimento della corte in marmo rosso di Verona e in pietra d'Istria, e qui, diciamo, siamo nelle gallerie del piano terra, rivolti verso l'ingresso di Campo San Bartolomeo, e forse questa è un'immagine che spiega di più il lavoro che ha messo insieme, diciamo, l'opera di restauro coordinata dall'architetto Torsello con i nuovi interventi di progetto. Qui per esempio in questa immagine si intravede il fatto che abbiamo recuperato tutta la pavimentazione delle gallerie della corte, è stata letteralmente smontata, pulita e poi rimontata in sede. È stato ricostituito, diciamo, l'intonaco del primo livello del piano terra, mantenute, diciamo, le aperture, queste che erano, diciamo, davano sugli sportelli delle poste e che adesso chiaramente daranno sugli spazi commerciali e sulle entrate. E in realtà questa è un'immagine chiaramente di cantiere, forse un po' confusa, però fa vedere dal nostro punto di vista la sovrapposizione degli interventi che sono stati fatti, incluse per esempio la pulitura leggera diciamo, delle parti lapidee dell'edificio. Well, what is for me kind of very interesting in this picture is that if you work on preservation, you're working at the same time forward and backward. And this kind of particular movement where you modernize, for instance, the floor, but you kind of make the walls as antique as they ever were, is one of the kind of really interesting frictions that preservation allows. E Rem diceva che guardando quelle immagini la cosa che risalta di più relativamente alle sue osservazioni è quello che lavorando sulla conservazione sia un continuo movimento avanti e indietro, cioè si cerca di rifunzionalizzare introducendo nuove tecniche, però si cerca sostanzialmente di rispettare, facendo invece far riemergere le tracce antiche dell'edificio. Quindi è una tensione costante, diciamo, fra nuovo, vecchio e esistente. Queste invece sono alcune immagini del progetto finito, alcune forse le avrete già viste, l'ingresso verso Campo San Bartolomeo, anche qui abbiamo, l'ingresso verso Rialto, scusate, anche qui abbiamo introdotto diciamo, queste
cancelli che hanno un determinato pattern che si relaziona al pattern della corte. Questa invece è proprio l'ingresso, dell'immagine degli ingressi nuovi con la Palladiana gigante, di cui si è parlato su alcuni articoli locali, però la cosa che vorrei farvi notare è sostanzialmente che già dagli ingressi abbiamo cercato di svelare un po' la struttura vera del fondaco, quindi svelando sostanzialmente questi grandi pilastri di cemento armato che sono stati introdotti per l'appunto nei restauri degli anni 30 e che rappresentano, diciamo, la base di questo telaio che rende l'edificio propriamente da un punto di vista, diciamo, strutturale pressoché moderno. In realtà noi abbiamo avuto un grande vantaggio nel partire da un progetto che di fatto aveva una struttura fondamentalmente moderna, quindi molto stabile, molto solida. L'abbiamo fatto verso Rialto, l'abbiamo fatto naturalmente forse in maniera, e qui risalta in maniera ancora più brutale, verso Campo San Bartolomeo. Quindi l'idea è quella che quando si entra si sa immediatamente, fondamentalmente, di che cosa si tratta, di cosa è fatto l'edificio veramente. Questa invece è un'immagine del recupero degli ingressi esistenti. Tutto quello che noi abbiamo potuto recuperare l'abbiamo recuperato, restaurato e rimesso per l'appunto dove era localizzato originariamente. La cosa che forse che su cui forse vale la pena ritornare, che anche in questo caso, diciamo, questo è un ingresso che ci interessava mantenere, un ingresso chiaramente fatto negli anni 30, così come altre, diciamo, parti che abbiamo ritenuto autentiche, come se viaggiando attraverso il fondaco si viaggiasse attraverso la sua storia in un certo senso. Quindi immagini sempre dello stesso ingresso, la sovrapposizione di materiali. E qui quell'immagine della corte, della galleria sulla corte al piano terra che avete visto prima, finalmente conclusa, la pavimentazione della corte, che naturalmente la scala mobile è un oggetto di una scala importante, quindi si sovrappone alle forometrie storiche producendo degli incastri, diciamo, delle sovrapposizioni sorprendenti. Questo è il vano prodotto, diciamo, dall'inserimento della scala mobile. Come vedete sulla sinistra si notano, diciamo, le strutture lasciate a vista del telaio originale degli anni 30, quindi del telaio di cemento armato che compone l'edificio, e quindi qui è dove veramente il vecchio e il nuovo si sovrappongono in maniera abbastanza chiara. Questa è la sovrapposizione quasi grafica di materiali che abbiamo utilizzato, dall'ottone al legno alla palladiana gigante che in questo caso riveste tutto il vano. E l'immagine per l'appunto forse più iconica del progetto, che è lo scudo che lascia, diciamo, intravedere per l'appunto sia la scala mobile e il futuro movimento dei visitatori del progetto. La cosa che secondo noi è interessante è che noi abbiamo, diciamo, aperto una grande apertura, un grande foro in un punto. Questo chiaramente scompone la compattezza dell'edificio, apre delle viste, diciamo, chiamiamole così, spettacolari o comunque sorprendenti, e però diciamo che forse rivela questa sovrapposizione di piani. È come se ci fosse una sovrapposizione quasi teatrale di piani che incornicia il movimento dei futuri visitatori. In questo caso vedete anche molto chiaramente, torno indietro un attimo, il telaio di nuovo per l'appunto di cemento armato che aprendo viene semplicemente rivelato. Sovrapposizioni fra vecchio e nuovo. Diciamo, qui possiamo andare abbastanza velocemente. Naturalmente ci sono dei momenti molto astratti. Questo è chiaramente il progetto come l'abbiamo concepito e lasciato al gestore. Chiaramente adesso è in uno stato diverso, nel senso che si è riempito di tutte le infrastrutture, i segni necessari al funzionamento dei brand e alla comunicazione del prodotto. Questa è una delle gallerie. Quello che abbiamo fatto, e forse si vede bene in questa immagine, abbiamo esteso l'intonaco di Cociopesto dal piano terra fino per l'appunto al terzo livello, in maniera tale da creare più profondità tra questi due piani, quello che è rivolto verso la corte, quindi al piano delle logge, e quello invece rivolto verso gli spazi interni. L'idea era quella fondamentalmente di separare questi due piani e fare in modo che ci fossero una sovrapposizione quasi grafica e quindi aumentare la profondità tra i due, quantomeno quella percepita. Qui si vede per l'appunto l'apertura della corte, in fondo invece il taglio relativo alla presenza degli ascensori. Uno dei materiali che abbiamo utilizzato di più in assoluto è l'ottone, utilizzato al naturale ma anche utilizzato in diversi gradi di ossidazione, in maniera tale che potessimo, diciamo, variare dall'ottone, diciamo,
nella sua accezione più bionda ad un ottone quasi ossidato fino a diventare quasi bluastro, e l'idea era quella fondamentalmente di utilizzare un materiale diciamo consolidato, ma in maniera fondamentalmente più moderna, diversa. Questa invece è una delle scale che abbiamo progettato, uno di questi inserti, chiamiamoli così, funzionali o strategici. Anche in questo caso il rivestimento di ottone e di diverse, diciamo, gradazioni di ossidazione e quindi di colore, e qui si vede chiaramente quello che abbiamo fatto rispetto alla struttura dell'edificio. Abbiamo svelato per l'appunto la sovrapposizione dei materiali, le strutture degli anni 30, le tracce più recenti, e forse diciamo un'immagine un po' idealista del progetto, però mi piace pensare che in 10 metri quadri ci sono forse 4 secoli di storia consolidati tutti insieme. Questa è l'altra vista su questa scala, che in realtà è una scala di sicurezza, quindi inserita per necessità funzionali, però diciamo anche una scala di sicurezza può essere disegnata veramente come progetto architettonico. Questa invece è un'immagine di una delle montacarichi che diciamo, sono costruiti come delle scatole metalliche con una finestra che diciamo, consente di vedere molto da vicino la sovrapposizione dei materiali del fondaco. Naturalmente gli scaloni monumentali sono semplicemente stati restaurati con l'inserimento delle luci all'interno dei corrimani, che però hanno ripreso diciamo, la sezione originale dei corrimani originali. E poi naturalmente il grande solaio di copertura, vi anticipavo prima, è una griglia diciamo, di travi a doppia T, diciamo, progettata in maniera tale che si abbia l'impressione quasi che galleggi sopra la corte. Questo perché è separato diciamo, da un buffer di aria che consente diciamo, di separare la struttura moderna, l'inserto moderno dall'edificio storico. All'interno c'è un sistema di illuminazione complesso che può essere programmato. Naturalmente questi quadranti di vetro consentono il filtraggio della luce naturale che arriva dal padiglione sovrastante, ma il sistema che è stato sviluppato all'interno consente diciamo, di programmare un'illuminazione che può compensare eventualmente anche l'assenza di luce in alcuni casi. Qui, quel momento di cui vi parlavo prima, l'incontro diciamo, tra le strutture degli anni 30 e la scala mobile, o l'ultima parte di scala mobile, in questo gesto un po' avventuroso in cui la scala mobile si appende letteralmente a un nuovo portale di acciaio. Quello che abbiamo fatto sul retro è semplicemente abbiamo riaperto delle aperture che erano esistenti, che danno poi sul nuovo corridoio che diciamo, distribuisce intorno al padiglione di copertura. Questa è l'immagine del corridoio, chiaramente questo è dove forse il progetto diventa più moderno o dichiaratamente moderno, e questo finalmente il padiglione. E quindi è un percorso fondamentalmente che da un punto di vista diciamo forse più astratto e concettuale è come se continuasse un'esperienza quasi urbana, cioè si arriva da Campo San Bartolomeo, dall'aver scavalcato il Ponte Rialto, si entra nella scala mobile, quindi di nuovo un movimento obliquo e tridimensionale, per poi arrivare nuovamente nel padiglione e poi ritornare alla città sulla terrazza di copertura. Il padiglione, come vi dicevo, è il frutto diciamo, della combinazione di una struttura nuova, quella su cui il vecchio cappello restaurato si appoggia. Qui tornano tutti gli ottoni utilizzati nel progetto, come se fosse un grande riassunto di questo materiale nel suo gradiente che va da biondo a blu. Queste sono alcune immagini di questo spazio, e poi naturalmente la terrazza che ha una vista privilegiata diciamo, sulla città. Grazie. Grazie. Thank you, Mr. Cooley. E grazie Ippolito. Grazie. Adesso passerei la parola al professor Dalcò o alla professoressa Molteni. Facciamo come hanno fatto loro insieme. Ah, bene. Facciamo la stessa cosa che hanno fatto loro. Così intanto io sgombero una incombenza. Stiamo presentando un libro, ovviamente siamo tutti in attesa
Immagino tutti voi sarete in attesa poi di vedere quest'opera costruita e su questo qualche cosa dopo aggiungerò e dirò. Ma come accade in questa occasione vi è l'obbligo di ringraziare una serie di persone. Posso evitare di farlo perché la fabbrica e edizione sono stati così generosi da mettere a disposizione il libro su ciascuna delle sedute di questa stanza, per cui trovate lì tutti i nomi delle persone che dovrei ringraziare, già stampati sulla carta. Un ringraziamento particolare va a Edizione, un ringraziamento, il lavoro è stato molto interessante che abbiamo fatto con Oma, con Ippolito, eccetera, in questi anni, che ha portato a questo libro. Questo libro non sarebbe però arrivato veramente in porto se Elisabetta Molteni, se la professoressa Molteni non si fosse appassionata a studiare la storia di questo edificio. Quindi, poiché lei la conosce molto meglio di me, io dopo dirò alcune delle mie impressioni che ho ricavato nel rivisitare anch'io in maniera molto meno approfondita di quanto lei non abbia fatto la storia del Fondaco dei Tedeschi. Penso che la cosa migliore sia che tu, Elisabetta, ci racconti un pochino che cosa è venuto fuori, perché il saggio che è pubblicato nel libro è davvero un saggio importante che aggiunge un tassello significativo alla storia della nostra città. Grazie. Grazie, è una presentazione molto impegnativa. A questo punto mi sento investita di un incarico, di un ruolo che forse non sono insomma, all'altezza di portare a compimento come si dovrebbe. Però una cosa fondamentale ed è un ottimo punto di partenza è questa passione che è venuta fuori studiando il Fondaco. Il Fondaco è veramente un edificio straordinariamente affascinante, eccezionale. In realtà non è un solo edificio. Già il progetto che abbiamo visto ha fatto tanti riferimenti a delle preesistenze, ad altri edifici che sono contenuti nella fabbrica attuale. Diciamo che sono almeno 3 gli edifici storici che ancora sopravvivono in quello che è il Fondaco oggi. Ed è, secondo me, molto importante sottolineare il fatto che quello che esiste adesso non è importante perché è originale, non è originale, non è una questione di cui io mi voglio occupare, ma quello che è importante è che quello che esiste ora è il risultato di 8 secoli di lavoro intorno a questa fabbrica. L'architettura, e un'architettura come quella del Fondaco, è veramente un mezzo eccezionale per leggere la storia, perché attraverso questi elementi materiali presenti, ma anche quelli scomparsi, si è in grado di recuperare una serie di vissuti, non solo delle persone che hanno abitato e usato quell'edificio, ma di tutta la società che attorno a quelle persone ruotava. E succede quindi che questo Fondaco, pur così diciamo diverso da quello che poteva essere la fabbrica cinquecentesca, mantiene, è ancora il depositario di una serie di atti e di gesti istituzionali, sociali, economici che ne hanno determinato l'esistenza e che accompagnano ancora la vita attuale. Nel ricostruire la storia di questi 3 edifici, diciamo che io mi sono un po' appoggiata a dei filoni di ricerca. Bisogna come dire, trovare un taglio che sia in grado di restituire questa complessità della storia. E vorrei fare 3 considerazioni molto, molto semplici. Da sempre il Fondaco è stato un edificio altamente specializzato, quello che oggi definiremmo un edificio altamente specializzato, cioè un edificio costruito per una specifica funzione e utilizzato per quella specifica funzione lungo un arco di tempo straordinariamente lungo, appunto dal 200 alla caduta della Repubblica. Questo edificio specializzato nel commercio però non minuto, non locale, ma nei commerci di grande scala,
Si può forse tradurre con un'immagine non forse particolarmente affascinante il ruolo del Fondaco, ma è un'immagine secondo me significativa. È un po' come il punto di contatto tra i due vasi di una clessidra. Da una parte abbiamo i mercati d'Oriente, dall'altro l'impero germanico, e il Fondaco è come il punto di contatto tra questi due vasi, quindi un punto delicatissimo perché è quello che permette alla macchina di funzionare, ma è anche l'unico momento di passaggio tra queste due entità che possiamo immaginare, voglio dire, dal Medioevo alla fine del Settecento, importantissime, che Venezia gestiva. Quindi è un edificio specializzato per queste attività ed è un edificio vissuto da una comunità e da individui molto particolari, mercanti, solo mercanti, di origine tedesca, non necessariamente tedeschi in senso attuale, diciamo dell'Europa centrale, che svolgono qui la loro attività e che hanno quindi necessità di spazi estremamente ricchi, estremamente articolati, tra uffici, magazzini, depositi, ma sale di assemblee. È interessante il fatto che si tratta di una serie di individui, ma anche di una comunità che intrattiene delle relazioni molto precisamente individuate con lo Stato che la ospita. Il terzo elemento fondamentale del Fondaco è che è un edificio di proprietà pubblica, è lo Stato che lo costruisce, che lo gestisce attraverso una magistratura e che lo concede in affitto a questa comunità straniera. Perché? Per un semplice fatto, c'è un dazio di transito che la Repubblica ha il diritto di esigere e quindi questo edificio è un luogo centrale, fondamentale per Venezia in tutta la sua storia, da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale, da un punto di vista anche politico, diplomatico, perché dal Fondaco passano anche una serie di relazioni di ordine, diciamo così, diplomatico internazionale. C'è la questione fondamentale, diciamo così, della ricostruzione cinquecentesca, no? La ricostruzione cinquecentesca del Fondaco è il momento in cui tutta questa serie di esigenze pubbliche, economiche, della comunità diplomatiche si intrecciano e prendono forma in una serie di progetti e in una serie di progetti che non sono solo architettonici, ma anche di tipo istituzionale, appunto, di tipo diplomatico, di tipo rappresentativo, che io, diciamo così, ho provato a rivedere ancora una volta, nonostante molte persone prima di me e sicuramente più brave di me abbiano studiato questo edificio. È molto interessante vedere quali sono le intenzioni, le idee, anche diciamo gli obiettivi non raggiunti che comunque lasciano traccia nelle scelte che poi architettoniche che poi vengono costruite. Quindi la situazione cinquecentesca è sicuramente un momento di straordinaria vivacità, anche per cogliere gli apporti di comunità e di personalità diverse. Sicuramente i mercanti tedeschi ebbero un ruolo non secondario nella costruzione dell'edificio cinquecentesco. Il progetto prescelto, almeno ufficialmente, è infatti quello di un tedesco, di Maestro Girolamo, ma con quel sistema molto complesso che la Repubblica ha messo a punto nell'arco di molte centinaia di anni, la gestione del progetto, la realizzazione del progetto, il sistema di controllo economico del cantiere è un sistema che permette una serie, diciamo così, di interventi esterni, di rielaborazioni e qui anche si fa spazio, no, tradizionalmente il nome di Fra Giocondo. Vero o non vero? Io avanzo qualche dubbio su questa ipotesi, che è appunto un'ipotesi che andrebbe discussa più approfonditamente, ma naturalmente non voglio farvi una
lezioncina sulla storia del Fondaco, ma è molto importante capire come questo edificio sia il frutto appunto di apporti diversi, ed è possibile leggere nell'edificio cinquecentesco, di quello che sappiamo di questo edificio cinquecentesco, proprio questa commistione di elementi veneziani, tradizionali, locali, ed estranei invece alla tradizione veneziana. È un'interpretazione, l'edificio cinquecentesco, di una serie di esigenze diverse. Quindi, diciamo, il primo modesto contributo che spero di aver dato con questo saggio riguarda questa parte della storia del Fondaco. Ma c'è poi la seconda parte che è venuta fuori ripetutamente anche nella presentazione del progetto di ricostruzione. Quando cade la Repubblica non è che la storia si ferma, e la storia del Fondaco non si ferma. È vero, negli anni 30, lo sappiamo tutti, questo edificio fu ricostruito impiegando un sistema di restauro che all'epoca veniva considerato estremamente moderno, estremamente duraturo, conveniente sotto molti punti di vista, e che esattamente in quegli anni venne utilizzato anche in molti altri edifici veneziani, il Palazzo dei Camerlenghi, per esempio, la Fenice, per esempio, cioè tutta una serie di luoghi nodali della città vengono investiti da quest'area di, diciamo così, di contemporaneità, di modernità, e il Fondaco non fa eccezione. Quindi l'intervento degli anni 30, per l'esattezza 1937-39, sono i due anni più importanti per questa ricostruzione, ecco, diventa una sorta di manifesto di una nuova possibilità per Venezia. Il secondo mio modesto contributo a questo volume riguarda proprio quindi questo restauro, che ripeto fu un restauro di ordine materiale, ingente, consistente, ma fu anche un grandissimo lavoro di reinterpretazione della storia del Fondaco. Vennero in qualche modo cancellati tutta una serie di elementi che facevano di questo edificio qualcosa di molto particolare rispetto alla venezianità, rispetto alla tradizione veneziana, e vennero inseriti invece una serie di dispositivi proprio di ordine formale, architettonico, per far sì che questo palazzo assumesse in qualche modo il carattere di un palazzo veneziano. Ecco, mi sento di concludere dicendo che capire e conoscere il senso e il significato che stanno dietro delle scelte di ordine formale e architettonico, ma non tanto nel senso della scelta, diciamo così, poetica, no? Del soggetto, dell'architetto che ha dato un progetto, ma capire come queste scelte sono il risultato di una trama di scelte molto più ampie che coinvolgono di fatto tutta una società, un sistema istituzionale, un sistema sociale e un sistema culturale. Ecco, mi sento di dire che oggi siamo di fronte a un altro evento, forse appunto alla quarta ricostruzione di questo edificio, che, come quelle precedenti, sicuramente porrà una serie di problemi di ordine storico, ma appunto il problema non è bello, è brutto, mi piace, non mi piace, è giusto, è sbagliato. Il problema è che questo edificio è, come è stato nei secoli passati, uno specchio della realtà di questa città, della nostra società e di quelli che sono fondamentalmente i valori che tutti noi professiamo, volenti o nolenti. Vi ringrazio. Niente in realtà è più contraddittorio rispetto alla constatazione che tutti possiamo condividere che preservare, conservare, mantenere
è uno dei grandi temi che ci accompagnano. Niente è più contraddittorio rispetto a questa constatazione del fatto di pensare che noi viviamo insieme a degli originali, che per una qualche strana vicenda la nostra vita si svolge in contemporaneo al mantenersi di cose che sono originali. Come se noi fossimo stati in grado di produrre, gli uomini, qualche cosa che è originale. È un pensiero aberrante. Che cosa è originale? Che cosa abbiamo noi vicino a noi di originale che non sia contemporaneamente opera del fare degli uomini nel loro complesso e di ciò che il tempo fa? Quando il grande problema della conservazione, nei veri termini fondativi per la cultura contemporanea e moderna è stato posto, tra l'Ottocento, tra gli ultimissimi anni dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, nei grandi scritti di Alois Riegel, la lezione fondamentale che emerge da Riegel e che tuttora non è capita è questo dato di fatto: non ci sono originali. Noi, con i nostri occhi, ogni volta che noi guardiamo una cosa, la trasformiamo, le diamo un senso diverso. Noi stessi, con il solo nostro convivere accanto alle cose che arrivano a noi, neghiamo l'originalità. Se noi non prendiamo conto di questo, continueremo ad inseguire dei feticci, oppure di non capire la natura delle cose che ci accompagnano, che sono frutto del fatto che l'originale stesso, nel momento in cui fuoriesce da qualsiasi mente di Minerva, si offre alla vita degli uomini, che è tempo, che è trasformazione, che è modificazione, che è divenire, no? Vi ricordate tutti i grandi esempi, quando Lessing parla del Laocoonte e gli dice: ma com'è possibile fare il Laocoonte se non si sente la voce? E chi l'ha sentita quella voce quella volta? C'è qualcheduno che l'ha sentita? C'è l'originale, dov'è? Cosa c'era di originale nel Fondaco dei Tedeschi? Un mito che nascondeva la paradossalità della storia di questo edificio. Un mito di possedere un originale che ci impediva di capirne la natura, la storia conflittuale. Paradossale soprattutto, un edificio, la professoressa Molteni l'ha spiegato benissimo, che viene concepito dopo l'incendio, evoluto dopo l'incendio dalla Repubblica Veneta, bellissimo, bellissimo, in che maniera? Dandogli un po' di colore sopra. Dopo 60 anni non c'è più una traccia di quella magnificenza, nonostante fossero Giorgione e Tiziano. Qual è l'originale del Fondaco dei Tedeschi? Capirne la storia nel suo continuo divenire e nel suo mutare di significati ogni volta che noi la osserviamo. Se noi adottassimo questa vera e propria atteggiamento rispettoso, modesto, ecco la parola, modesto, nei confronti di ciò che ci circonda, questo atteggiamento modesto si mostrerebbe nella sua essenzialità col fatto di negarci il diritto di pensare che noi conviviamo con originali. Questo è il peccato di superbia massimo che noi possiamo compiere. E questo ci impedisce appunto di affrontare laicamente, quindi liberi da miti, liberi da cecità nei confronti dei paradossi, tutto ciò che dobbiamo fare per conservare un equilibrio tra la nostra vita e tutto ciò che il tempo ci ha dato.
sapere che il tempo non è soltanto una frase meravigliosa che ci ha regalato Marguerite Yourcenar, è il grande costruttore. Il tempo è il grande costruttore, certo, ma il tempo è birichino, il tempo è scherzoso, il tempo si mostra in tantissime forme. Anche con i nostri amici di Oma il tempo gioca, scherza. Un'idea del Fondaco che nasce a Harvard nel 2001 è divertente, è paradossale, dimostra appunto quanta compenetrazione di intelligenza, di coincidenze, di variazioni temporali siano dietro le esperienze che tutti noi compiamo. Ma detto questo, il tempo è birichino, il tempo è scherzoso. Quello che voi avete visto prima e quello che vedrete nel libro rappresentato, l'edificio così come nel libro è riprodotto, così come le fotografie che Ippolito ci ha fatto scorrere davanti, non lo vedrete, Non lo vedrete. È trascorso del tempo. Un piccolo intervallo di tempo. Ma quello che voi vedrete, saprete dell'opera, se siete curiosi di sapere come dei bravi architetti affrontano il compito di riconfigurare un edificio così importante quale il Fondaco dei Tedeschi a Venezia, bene, voi non avete altra cosa da fare che godere della generosità di fabbrica e di edizione, i proprietari dell'edificio che vi hanno regalato il libro. Perché? Perché come accade in tutte le case, può essere il più bravo architetto del mondo a disegnarlo, ma poi arriva l'inquilino e l'inquilino ci porta i suoi mobili, ci porta le sue alzatine di maiolica, ci porta il ricordo della nonna, ci porta i mobili che ha comprato chissà dove. E di ciò che l'architetto aveva fatto rimane quello che col tempo si verrà rivelando una volta in cui quegli inquilini saranno usciti di casa. La stessa cosa è successa nel Fondaco. Il Fondaco è stato consegnato dagli architetti e poi dopo qualcheduno ha provveduto ad arredarlo. Sarete bravi, sarete, credo, intelligenti, se visitandolo non solo attirati dai quelli che io ho definito i grilli danzanti, no? Che è la frase bellissima che Marx usava nel primo libro del Capitale per dire cosa sono le merci. Sono dei grilli danzanti, animati da forze metafisiche. Pensate che divertente che era Marx, da riprendere tutto in mano Marx, da rileggere proprio, grilli danzanti. Le gabbie dei grilli danzanti non le hanno fatte loro. Le gabbie dei grilli danzanti li hanno fatti gli affittuari, per cui quindi voi state attenti, se volete farvi un'idea di che cos'è il nuovo Fondaco, di togliere le immagini delle gabbie dei grilli danzanti. Un'ultima considerazione. Siamo a Venezia. Quale città più di Venezia merita attenzione, considerazione, preservazione e via dicendo. Ma se continuiamo a pensare che Venezia è il luogo più consolante perché ci offre quanti più originali possibili, noi tradiremo nella maniera più radicale la lezione che Venezia ci ha lasciato. Grazie. Così velocemente, abbiamo ancora 10 minuti, se ci sono delle domande, i nostri autori, i collaboratori al volume sono disponibili a rispondere. Quando è possibile visitarlo?
Dipende dagli affittuari. Noi abbiamo fatto il libro per dirvi quello che si è fatto, non lo so. Quelli che hanno affittato casa non so quando apriranno i portoni, io non lo so, però non so se Carlo Tugnoli lo sa, io non lo so. Mi sembra di capire che sia il 29 l'apertura formale. Bene, se non ci sono domande, chiudiamo qui. Grazie a tutti per aver partecipato. Grazie, no. E un grazie particolare al professor Dalcò, che senza il quale il libro non sarebbe stato fatto. Quindi... Ah, vuole fare una domanda? Mi rifaccio a un'affermazione che ha fatto la professoressa Molteni, e cioè che l'edificio è uno specchio dei valori della città in cui viviamo. Forse è uno specchio dei committenti, ma insomma mi pare questa una presunzione. Io non mi riconosco completamente, come non posso riconoscermi completamente magari, non so, nel palazzaccio Grimani, non è che... Certo. Però questa mi pare una presunzione. È una presunzione il fatto di Pensare che, che la vostra edificio interpretazione sia uno dell'edificio corrisponda a un sistema di valori che rappresenta la città. Ma forse mi sono espressa male. L'ho scritto. Sì, sì. ma io fondamentalmente credo in questa cosa, ma forse non nel modo in cui l'ha interpretata, più che lecito, il modo più che lecito in cui l'ha interpretata lei. Cioè, i valori di una società, nel senso che il sistema di un'intera società si riflette nella storia del Fondaco. E anche questa volta funziona così, perché mi pare che non esistano altre dinamiche storiche, altre possibili dinamiche della storia. Cioè, così come l'edificio cinquecentesco, quello medievale, quello dell'età fascista, sono stati proprio una traccia sulla quale si sono depositati una serie appunto di progetti, di intenzioni, di valori, o anche credo di aver precitato condivisibili o meno, però sono quelli che agiscono in un determinato momento della storia. E anche in questo caso ci sono una serie di valori, una serie di progetti di potere o non di potere, di forza o di debolezza, questo non so, ma ce ne sono parecchi che determinano l'esistenza, la possibilità di esistere di un manufatto. Era in questo senso. Ecco, per cui in questo caso non ne facciamo un feticcio. Ah no. Ecco, Oh, no. perché la società che rappresenta, cioè che compone la città è sfaccettata. Per esempio a Bologna, nel pieno centro a San Petronio, di un grande edificio che è l'edificio della Borsa, hanno fatto un'enorme biblioteca, emeroteca, eccetera. Poteva anche quello essere, per cui insomma... Sì, poteva essere moltissimo. Va bene, ma con questo nulla toglie il fatto che magari lo percorreremo l'edificio e ne fruiremo. Però ecco, grazie. C'è un'altra domanda. Grazie. C'è a posto? Grazie. Grazie a tutti.